Questo è l'Arsenale di Venezia. Ci troviamo nel sestiere di Castello. L'arsenale viene fondato in data incerta nel XII secolo per sviluppare la cantieristica navale, che era un'attività strategica per Venezia. La sua potenza si basava sul controllo del mare e produrre più navi degli altri era fondamentale. Più navi mercantili, più potere commerciale, più navi da guerra, più potere bellico, utile sia in guerra che per garantire la pace. Il primo nucleo dell'arsenale, d'Arsena Vecchia, viene costruito qui per la disponibilità di un grande spazio acquatico in prossimità del bacino di San Marco e per la vicinanza del punto di arrivo delle zattere che dai boschi del Cadore e del Montello, utilizzando le acque primaverili del Piave, trasportavano a Venezia legname necessario per costruire navi. L'arsenale viene ampliato per la prima volta tra il 1225 e il 1304, con l'aggiunta di un'area est del perimetro fortificato e l'aggiunta degli edifici Purgatorio e Paradiso, che erano le residenze dei membri del reggimento dell'Arsenale, organo istituzionale che aveva il compito di governare e sorvegliare il complesso, costituito da 3 patrizi veneziani. Tra il 1304 e il 1322 viene costruita la prima fabbrica delle corderie. Qui verranno prodotte al più basso costo possibile e a livello industriale le funi navali. Dal 1325 il complesso si allarga ad est con l'Arsenale Nuovo, dove sorsero le officine per i remi, oltre ai depositi per la pece, cavi, sartiame, legname, chiodi, ancore e catene. Tra il 1377 e il 1440 vengono costruite le 2 iconiche torri di accesso e un deposito per la polvere da sparo. Con l'ascesa della minaccia ottomana, l'arsenale si potenzia, con vari sviluppi nel corso dei secoli e 3 importanti ampliamenti che porteranno l'arsenale a 478.000 m². L'arsenale sopravvive comunque all'occupazione francese e austriaca e ancora oggi è una base della marina militare, mentre il resto dell'area, la maggior parte, è proprietà del comune, e su circa un quarto viene utilizzata per la Biennale di Venezia.